Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, o meglio buonanotte, visto l'orario consueto che iniziamo questa sera perché c'è stata la partita del Padova, che iniziamo primus inter pares, appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete scrivere tutto quello che volete e richiedere tutto quello che volete. Ospite questa sera una persona molto importante perché è quello che ha dato il là alla crescita del turismo, alla crescita della cultura a Padova, la conosce Padova perfettamente. Lui è l'assessore al turismo e alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colascio. Buonasera Assessore. Buonasera a voi. Grazie di essere intervenuto. Come va intanto così? A parte la stanchezza, perché le ultime fasi allestitive della mostra di Belzoni sono decisamente complicate, nel senso che poi è domani, giusto? Domani c'è la conferenza stampa, l'inaugurazione con le autorità, il 25 è aperta al pubblico. Diciamo che in questi giorni è stato un concentrarsi di musei internazionali che arrivavano lì a San Gaetano con i tir, con i camion, quindi... Assessore, prima di iniziare, perché faremo poi lo sketch con l'assessore Luciano Contin che ogni volta ci inizia la nostra trasmissione. E Padova, da quando la segue lei, dunque anche nella precedente amministrazione, quando c'era Flavio Zannato e poi il periodo di Ivo Rossi, è cresciuta notevolmente a livello turistico e anche a livello di cultura. È un'espressione sbagliata, al di là dei dati che poi andremo a verificarli, che mi danno insomma coraggio nel dire questo? No, è un dato, al di là del giudizio di valore, è un dato statistico, nel senso che in questi ultimi 10 anni c'è un incremento del 68%, Padova, delle presenze turistiche. Padova è considerata la città che ha avuto il maggior sviluppo turistico in Italia. Cioè negli ultimi 20 anni ha fatto più 118%. Questo vale per gli arrivi e le presenze turistiche. Noi ci stiamo avvicinando ai 2 milioni di presenze turistiche, siamo sugli 800-850 mila arrivi, ma anche il trend, per esempio, del sistema museale. Noi quest'anno facciamo il record, cioè superiamo i 340.000 biglietti staccati solo in un posto, che è la Cappella degli Scrovegni. Il sistema museale va oltre il 500.000, aggiungiamoci 180.000 dell'Orto Botanico, insomma Padova ha una potenza di fuoco che si avvicina al 1 milione di biglietti staccati su beni culturali, senza contare quel magnifico oggetto che è la Basilica del Santo, che è un gigantesco attrattore di turismo religioso, quindi Padova ha veramente stiamo lavorando per internazionalizzare la città. Noi dobbiamo uscire dalla logica provinciale, piccole cose, risorse frammentate, no, bisogna avere le idee chiare. Padova può giocare un ruolo europeo, noi siamo una delle prime 10 grandi città europee d'arte, italiane. Possiamo veramente giocarci questo ruolo. Si trattava di regolare meglio il sistema Padova, che non è mai stato regolato. E siete riusciti a regolarlo, almeno mi sembra che i risultati vi diano ragione. C'è una cosa, Assessore, prima di andare a vedere Contin, che volevo dire. Noi abbiamo fatto tempo addietro, nel periodo proprio di Sant'Antonio, dunque nel periodo di maggio-giugno, 6 puntate dedicate alla Basilica, alla scoperta della Basilica, dove davvero tantissimi non la conoscono, quindi siamo andati con i frati che ce l'hanno spiegata, addirittura che c'era un porticciolo e all'interno c'è un orologio, per esempio, che i padovani non lo conoscono ed è abbastanza grande e l'abbiamo scoperto, abbiamo avuto degli ascolti stratosferici nella Basilica del Santo, richieste addirittura anche certe scolaresche ce l'hanno chiesto come filmato, quindi abbiamo avuto delle belle soddisfazioni. Vabbè, ritorniamo a noi, però prima andiamo a vedere cosa ci racconta l'assessore Luciano Contin e poi ritorniamo con Andrea Colascio. Andiamo. Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, naturalmente qui abbiamo un ospite ormai d'eccezione, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo Ciaro, che è arrivato proprio trafelato all'ultimo minuto, aveva qualche impegno politico? Sì, guardi, sono arrivato un po' trifolato perché aveva avuto la visita dell'ambasciatore francese in comune, è venuto a Catarci.
Che bello, cioè è venuto a trovarvi l'ambasciatore francese, Senz'altro. perché lo conosce? Ah, mai visto, ma io mi vedo per i video per la televisione, ho detto, Ah, caro, vedi, conoscerti, Certo, l'ho pensato. sei venuto, magari abbraccia subito, ma vedevo che gli era un fia strano in viso, Perché? E mi ha detto, mon ami, mon ami, mon ami, e ho detto, no dai, non sta a buttarti solo così, ho detto, perché te deve essere triste? Guarda che un politico non si deve offendere, che pensa già, la gente offenderti. No, guardi, le assicuro, mon ami significa amico mio. Ah no, mon ami? No. Anche perché dito da Tiga aveva un senso, certo, vederti. Senta assessore, prego, quindi ha fatto tardi, l'assessore è passato, immagino abbiate parlato anche di altro. Senz'altro gli abbiamo presentato tutte le lodevoli iniziative che abbiamo in comune e proprio adesso che stiamo apparecchiando, no? Come, delle nuove iniziative. Senz'altro, Interessante. stiamo Poi- apparecchiando le luminarie di Natale, l'albero di Natale e ormai ci siamo. Ci stiamo, mi pare un po' in anticipo. Ah, non ti Sì, sei mica ti? Perché cosa? No, perché noi altri in comune festeggiamo il Natale il 25 novembre, un mese prima. E non so no, perché scusi, ma lei vuol dire il 25 novembre, da mai si è sentito che Perché? si fa il Natale un mese prima? Marketing, questo è il nostro marketing spinto. Ma che marketing? Tutta la gente va sempre a Nadale il 25 di dicembre Certo. e va a fare iniziative che parecchi i comuni. No! Massa concorrenza, io niente come ho fatto un mese prima, no? E nessuno che rompe i maroni qui che fa i cari mascherati in giugno, scusa, Sì, mi questo è sento. vero, E carnevale è questo già a febbraio, perché a rompermi i totani a me? Va bene, Allora va bene. venite, vi aspettiamo, Babbo Natale che ha la barba curta, ma fa ora crescere. Ma va bene, 25 certo. novembre in piazza. Vabbè, insomma, voi di festeggiate il Natale, è una cosa nuova, mai sentita per carità. Senz'altro, Avete senz'altro. altre iniziative carine da Settimana prossima, Ah. siete che caro venire fin casa mia, te famo grigliata? Beh, volentieri, cosa festeggiamo? Ferragosto, Ma Ferragosto. per piacere, ma a novembre, Marketing. ottobre si festeggia Ferragosto, ma lei sta scherzando? cioè, Marketing, mi pare- spinto. Ma che marketing? Questo non mi pare... Vabbè, lasci stare, Ad ogni insomma. modo ho anche piacere Sì. invitare davanti a tutti anche un ambasciatore francese, anche Ecco, perché non bravo, mi è bravo. sembrato in un gran momento. No? Gli era triste, mi ha chiesto l'autografo. Ah. Non avevo penne, a io non vi chiedo neanche perché si sa che l'ambasciatore non porta la penna, non porta mai e spero sempre che presta qualcuno e uno porta. E dopo gli era tutto triste, ah dai fammi l'autografo, non che mo penne ambasciatore come femo. E gli era tutto triste, ho capito perché va a dormire inconsolato, perché si vede che ha brutte giornate sto povero bestia di ambasciatore. Guardi, la smetta di accarezzarmi, guardi, mon ami, nel senso se proprio... vero. No, mon ami che la faccio ancora parlare qui in Esatto. trasmissione da noi, ma dico, vogliamo comunque salutare le persone da casa perché il tempo a disposizione ormai è scaduto, pertanto... Senz'altro, grazie a tutti e buona Pasqua! Che buona Pasqua! Vabbè, buona Pasqua a tutti, buona Esatto. Pasqua a tutti. Anche perché mi sa che torna l'ambasciatore francese. Perché ho visto che abbiamo i campi davanti, i campi di grano. Sì. E ho detto, oh, très bien, très bien. E perché penso che abbia voglia di venire qua a Trebbia. E ho detto, très bien, très bien. E perché capire, très bien, très bien, très bien. Nel senso che noi trebbiamo in francese dice très bien. Va bene, salutiamo anche Marco e Pippo ovviamente che tutte le sere li potete seguire con degli sketch all'inizio delle nostre programmazioni. Ospite avete visto l'assessore al turismo e alla cultura di Padova Andrea Colasio. Com'è nata la passione per la cultura, assessore? Mi racconti un po' di lei, ogni volta parliamo delle cose di Padova, Parlo poi lei meglio. le spiega talmente bene ed è bravo nel fare il suo lavoro, ma lei la passione come l'è nata per la cultura? Sin da ragazzino, cioè, io da proprio una ragazzino mi cosa- occupavo di politiche della cultura, cioè, poi, sia da studioso, io sono un sociologo anche dei processi culturali, ma da ragazzino diciamo che mi piaceva l'idea di organizzare eventi culturali e fine anni 70 creo assieme a un gruppo di amici il primo centro culturale, il Capannone di Ponte di Brenta, legato alla Villa Breda, e da lì cosa nasce cosa e insomma diciamo, poi È nata la passione per... Le faccio una domanda così prima di iniziare i nostri ragionamenti per quanto riguarda la cultura a Padova. La parte di Padova che le piace di più? Bah, sono tutte Non belle. mi stia a fare il politico. No, mica- non faccio il politico, diciamo che a me ci sono alcuni luoghi che io trovo bellissimi. Beh, Cappella di Scrovegni lasciamola stare, io adoro l'oratorio di San Giorgio di fronte al Santo, Santo, quello per quello. me è un... E non è, non è conosciuto, non cioè, è ci conosciuto. saranno il 7% dei padovani che ci hanno entrato dentro, se siamo fortunati, eppure è un capolavoro che ti introduce, è un punto di snodo tra il 300 e il Rinascimento, solo che anticipa
la pittura del rinascimentale di diversi decenni, come dire. Quello è il posto che insomma lei... È un posto magico. Magico. Infatti le cronache del tempo dicevano che quando qualcuno entrava dentro l'oratorio di San Giorgio, che è stato dipinto e affrescato interamente dal grande Altichiero, che ha giocato veramente con l'illusionismo prospettico, addirittura ha creato non solo la pittura bidimensionale, quindi con la prospettiva quasi rinascimentale del punto di fuga o fuga unico, ma addirittura ha giocato sulla tridimensionalità. Ci sono per esempio dei guerrieri con le armi che sono a rilievo, oppure i nimbi dei santi sono a rilievo, tu ti metti sotto e vedi le sporgenze, quindi ha anticipato la dimensione, il 3D. Direi che Altichiero era veramente geniale. Era all'avanguardia. E le cronache dicono che la gente entrava, non voleva più uscire. E aveva l'impressione, quando uno entrava, aveva l'impressione che fossero talmente vivi i personaggi, per esempio, della grande crocifissione sullo sfondo, che ti venivano incontro. Questo raccontano le cronache del tempo. Diciamo che aveva giocato su una tale abilità di rappresentazione figurativa e su un tale illusionismo prospettico, era come vedere i palazzi in profondità. Cioè lui entrava dentro i palazzi e tu li vedevi, quindi come dire, è evidente che per l'uomo del 300 era un'emozione fortissima. Assolutamente sì. Assessore Colascio, le dico, avremmo molti punti da ragionare questa sera, quindi le chiedo, magari se la interrompo, mi scusi, non voglio essere maleducato, però lo dovrò fare per questione, la trasmissione dura un'ora e mezza, ma abbiamo talmente tante cose che dovrebbe durare molto di più. Allora iniziamo con il turismo, perché Andrea Colascio è anche assessore del turismo di Padova, come dicevamo prima, un turismo che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. Andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazza e poi ne parleremo con l'assessore. Nel 2018 le presenze turistiche a Padova sono aumentate del 3% rispetto all'anno precedente, mentre gli arrivi hanno sostanzialmente eguagliato il 2017. È questo quanto emerge dai dati offerti dalle strutture ricettive padovane relative agli ospiti che effettuano almeno un pernottamento in città. I turisti che soggiornano a Padova sono per il 55% italiani, per il 27% europei. Complessivamente il mese di giugno ha visto altissimi livelli di affluenza turistica, ma è ottobre il mese che ha registrato il massimo numero di presenze turistiche in città. Mediamente a Padova i turisti si fermano per 1 o 2 giorni. Per i turisti che ricorrono alla sistemazione extra-alberghiera il soggiorno medio si prolunga oltre i 5 giorni. Degno di nota il fenomeno Airbnb, che ha preso piede anche a Padova. Un posto letto disponibile su 3 è negli alloggi privati. Ecco, l'abbiamo riassunto perché erano dati del 2018, una crescita, come dicevamo, esponenziale. Una volta il turista passava per Padova perché andava a Venezia o andava, oggi si ferma a Padova, come abbiamo detto prima. Si ferma a Padova perché Padova inizia a dare segnali negli ultimi anni, non ultimamente, di risveglio di cultura, di luoghi, come diceva lei, di bei posti. Ma il grande interrogativo quando si ragiona di politiche turistiche è: perché uno deve venire a visitare Padova? Se noi non siamo convinti, noi come padovani, come attori delle politiche turistiche, è difficile avere il turista. È evidente che da qualche anno a questa parte c'è una chiara determinazione a raccontare Padova come destinazione turistica. Non lo era stata, diciamo, l'idea di immaginare Padova come la Milano del nord-est. Padova ha una caratteristica, è una bellissima città medievale, è un capolavoro assoluto del 300. Noi per tanti anni ce ne eravamo dimenticati, avevamo la Cappella degli Scrovegni, che è come se viveva di vita propria. Venivano a visitarla perché chi studia storia dell'arte sa che nella Cappella degli Scrovegni è avvenuta una rivoluzione culturale, quindi a prescindere da una nostra azione di promozione venivano a Padova. Oggi è diverso, oggi vi è consapevolezza che solo organizzando la destinazione turistica, lo devi avere, la cartellonistica che stiamo rifacendo completamente, un sito di destinazione italiano, inglese, tedesco di qualità lo stiamo realizzando, delle campagne di promozione annuali che rappresentino Padova come una meta desiderabile. Il turista oggi cosa cerca? Una parola sola: emozioni. Se noi raccontiamo Padova come una città ricca di emozioni, di suggestioni,
è chiaro che cresce l'offerta e cresce la domanda turistica. È un problema di strategie di marketing, però Padova è un buon prodotto, bisogna venderlo bene. Ecco, senta, chiedo anche alla regia, poi andiamo nel punto 2, andiamo poi a parlare dell'Urbs Picta, perché da domani ci sono le presentazioni e conferenze stampa di 2 grandi mostre in arrivo a Padova, quella del Belzoni che abbiamo già accennato e ovviamente poi quella degli impressionisti della Fondazione Bano nel Palazzo Zabbarella, 2 grandi ovviamente mostre per Padova. So che domani lei farà la conferenza stampa appunto di presentazione di quella del Belzoni, iniziamo ad anticipare qualcosa così coinvolgiamo anche le persone perché durerà parecchio, che sarà una delle mostre credo la più importante d'Europa, quindi mi racconti un po' lei che... Sì, diciamo che è proprio una mostra finalmente a Padova di rango europeo. Cosa abbiamo fatto? Beh, innanzitutto abbiamo messo a posto il punto di debolezza, non avevamo uno spazio espositivo. Una città che vuole fare le mostre non ha uno spazio espositivo perché il San Gaetano non era attrezzato rispetto agli standard internazionali. Mancava il condizionamento, il microclima, diciamo che mancava la sicurezza, mancavano le porte blindate. Abbiamo speso una cifra importante, oggi il San Gaetano è Fort Knox, puoi metterci dentro tutto quello che vuoi, i reperti egiziani come Van Gogh. La mostra di Belzoni era un atto dovuto. 200 anni fa oggi, nell'ottobre del 1819, Belzoni tornava a Padova, veniva accolto dalla città come un eroe. Perché? Era diventato famosissimo come Armstrong quando andò sulla Luna a New York, no? Perché Belzoni era l'uomo che aveva scoperto Abu Simbel, l'aveva scavato sotto la sabbia, era l'uomo che per la prima volta dopo secoli aveva scoperto l'ingresso della tomba di Chefren, che si pensava da Erodoto in poi che non avesse entrate. È l'uomo che ha scoperto la tomba di Seti, primo, che è meravigliosa, 137 metri, è l'uomo che ha scoperto File, l'isola di File e l'obelisco di File, che ha permesso a Champollion, il francese, assieme alla stele di Rosetta... Stiamo facendo vedere ovviamente gli spot perché domani c'è la presentazione, certo. Quindi anticipiamo già quello Sì, che abbiamo visto per la città della cioè, diciamo pubblicità che l'avete è fatta, una mostra, dico solo una cosa, siamo riusciti a mettere assieme, abbiamo raccontato l'Egitto visto con gli occhi di Belzoni. Chi entra in mostra avrà un'emozione fortissima perché è immersiva, c'è molta multimedialità, ma soprattutto anche una dimensione tattile, cioè addirittura si farà lo sforzo di spostare degli oggetti così come Belzoni camminava dentro il cunicolo. Ricordo che Belzoni era alto 2,10 m, era un gigante, è come vedere girare per Padova un uomo di 3 metri. È chiaro che dovevamo raccontare questa sua avventura, lui fece 3 viaggi sul Nilo e ogni viaggio fu una grande scoperta e permise, pensatevi che se voi andate al British, andate a vedere il Mnemmone, Tutmosi e altri colossi, ognuno di loro porta una scritta Belzoni, perché Belzoni, siccome una volta l'avevano imbrogliato rispetto ad una scoperta, aveva deciso di marchiare col suo nome tutti gli oggetti che scopriva, almeno i principali. Il British, la più parte degli oggetti del British sono opera del nostro grande Belzoni. Spiace che gli inglesi lo considerino non un egittologo, ma un operaio, uno scavatore al servizio del console inglese Salt. Quello che state vedendo sono tutti disegni tratti dal narrative, dall'autobiografia di Belzoni. Belzoni era anche un grande disegnatore, perché possiamo considerarlo il padre nobile dell'egittologia? Perché lui per primo documentava i luoghi dove entrava. Lui viaggiava con un grande disegnatore che si chiamava Ricci, ma lui stesso disegnava. Noi abbiamo la grande opportunità di esporre per la prima volta in mostra i disegni che sono a Bristol. Per la prima volta abbiamo pezzi che vengono dal British, dal Louvre, da Bruxelles, dai Musei Vaticani, dall'Egizio di Torino e raccontiamo anche il conflitto tra Belzoni e il suo grande antagonista che era Drovetti, il console francese. Ricordiamo sempre che Belzoni lavorava per gli inglesi, ma la mostra è veramente emozionale. Tu entri dentro le tombe.
È fantastico. Io le chiedo anche per far servizio ai nostri telespettatori. Ovviamente la mostra aprirà il 25, dunque sabato mi sembra sia giusto, e durerà quanto, assessore? Fino a fine giugno, 8 mesi. Durerà 8 mesi. C'è la possibilità che se qualcuno entra di avere anche la guida eventualmente? Sì, è già prevista, diciamo, c'è la possibilità di visitarla con i gruppi organizzati, con le guide, oppure con le famiglie da singolo, e ovviamente il visitatore singolo o la famiglia avranno uno sconto particolare, specie le famiglie, e c'è una bellissima audioguida fatta veramente molto bene, che l'utente può scaricare come app o comprare come audioguida con le cuffie. Diciamo che anche la guida è pensata per un pubblico non di specialisti. Questa mostra mette assieme un grande rigore scientifico. Tenete conto che nel comitato scientifico ci sono i principali direttori dei musei europei, e al tempo stesso è, tra virgolette, pop, nel senso che l'allestimento, il fatto di muoversi in questi cunicoli, entrare in queste tombe, vedere oggetti che sono assolutamente inarrivabili. È la prima volta che molti oggetti vengono esposti unitariamente e raccontano questa gigantesca epopea di questo gigante, in senso culturale ma anche in senso fisico, a cui va ascritto il grande merito di aver reinventato l'Egitto in epoca moderna. Chi ha avuto questa idea di portare Belzoni a Padova? Beh, è una cosa che penso da molti anni. Io lessi quasi un quarto di secolo fa un libro di un compianto giornalista, Luigi Montobbio, che lei sicuramente ha conosciuto, e lì mi feci l'idea che questa mostra andava realizzata. È chiaro che per fare una mostra così importante servono competenze. Oggi il Museo di Padova ha grandissimi professionisti all'interno. Devo ringraziare il Consorzio Veneto Città d'Arte e il gruppo ICAT, che si sono assunti il rischio imprenditoriale. Cioè noi come museo e come comune abbiamo messo la tutela scientifica, abbiamo messo a disposizione uno spazio attrezzato, ma ovviamente il rischio di impresa l'hanno assunto gli organizzatori. Però credo che sarà abbiamo già moltissime scolaresche che hanno aderito, abbiamo 350 scolaresche prima ancora di aprire la mostra. Mi sembra di percepire che sarà un gran successo questa mostra. Ma io penso di sì, anche perché la curiosità che evoca l'Egitto è già un fatto. In più, quando avremo le prime visite, credo che il passaparola sarà il vettore esponenziale delle presenze, perché la mostra noi quando immaginiamo l'Egitto, le mostre egiziane, tutto è vediamo mummie. Questa è una mostra colta, con oggetti incredibili, ci sono dei sandali, c'è la mummia di una bambina, delle mummie di animali, dei vasi bellissimi, un vaso d'oro che viene dal Louvre, ci sono i disegni di Belzoni, i disegni di Ricci, insomma, diciamo, poi c'è un modellino molto bello. Non stia a raccontare tutto, perché altrimenti poi bisogna andarla a vedere, perché un conto è dirla a parole, è un conto a vederla. Un conto è andare a vederla, diciamo, uno che entra esce appagato, è un bel viaggio nel tempo. Ed è una bella cosa. Bene, poi ritorneremo ovviamente con l'altra mostra che si svolgerà a Padova tra poco. Noi andiamo un attimino in pubblicità, voi rimanete con noi tra poco.